La sua vita si è conclusa come forse pochi avrebbero immaginato, per uno come lui abituato a sfidare il pericolo. Scendendo dal barchino di un amico è scivolato e cadendo ha battuto la testa ed è morto. Alba tragica in via San Giovanni d'Acri al Lido di Venezia. Se n'è andato così Roberto Bertoli, 81 anni compiuti lo scorso luglio, ex direttore del Casinò di Nova Gorica in Croazia. L'uomo era praticamente arrivato a casa. A Lido, in centro storico, il suo nome è molto conosciuto come antiquario, ma soprattutto per il suo passato turbolento negli anni 70 e primi anni 80. Bertoli, infatti, venne chiamato in causa dall'ex boss della Mara del Brenta, Felice Maniero, arrestato nel 1996 nell'ambito dell'operazione Rialto, ha poi ottenuto la riabilitazione. Così Bertoli si era rifatto una vita, fino alla tragica caduta di questa mattina. La persona che era con lui in barca si è subito tuffata in acqua nel tentativo di salvarlo. Sul posto la polizia dell'isola e l'ambulanza. I poliziotti sono riusciti a salvare l'amico, ma per Bertoli non c'era più nulla da fare. Ora gli inquirenti sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica della tragedia. Poche ore più tardi un altro intervento, questa volta da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Venezia, usciti a circa 700 metri dalla costa del Lido per soccorrere un peschereccio di 14 metri con 3 persone a bordo in difficoltà. L'imbarcazione, Federico III, ha centrato un tronco affiorante dall'acqua che gli ha aperto una falla e così ha iniziato a imbarcare acqua. Con difficoltà il peschereccio è riuscito ad arrivare fino davanti alla spiaggia dell'Eccelso, dove sono iniziate le operazioni di recupero del natante, sempre sotto il controllo della Capitaneria di Porto.